Rieccoci con Focus TG, buona giornata, tanta cronaca, tante notizie da tutte le province del Veneto. Incominciamo con i titoli del Gazzettino che riassumono i fatti di cui ci occuperemo in questa edizione. Gli ispettori nella scuola che ha censurato Dante Alighieri per non offendere i musulmani. La professoressa è stata sanzionata, hanno mandato gli ispettori dal Ministero dell'Istruzione, proprio in persona è stato il ministro Valditara a prendere questa decisione, quindi c'è stata una sanzione e ne parleremo. Una tragedia lungo la A4, una donna è precipitata dal cavalcavia dell'autostrada, lo schianto a terra e la morte a 30 anni. E poi andremo anche a Caldogno, in provincia di Vicenza, dove un bar è stato rapinato, pensate, per la 10ª volta, e quindi sentiremo la rabbia dei titolari. Ma andiamo intanto a Treviso perché al comando dei Carabinieri sono state date le notizie riguardanti l'arresto di 5 minorenni che sono responsabili di aggressioni e rapine ai danni dei loro coetanei. Ci racconta tutto Daniela Sizzia. Mi trovo al comando dei Carabinieri di Treviso in compagnia del tenente colonnello Antonino De Luca, comandante della compagnia dei Carabinieri di Treviso. Intanto buongiorno. Buongiorno. E del luogotenente Gennaro Schirone, comandante della stazione dei Carabinieri di Treviso. Buongiorno anche a lei. Buongiorno. Identificati, denunciati alla Procura dei minori 5 ragazzini dai 13 ai 17 anni responsabili di 2 rapine. Denunciati e identificati, quali rapine hanno commesso? Sono 2 rapine commesse, una il 30 di marzo a Treviso in centro e l'altra sempre in Treviso il 15 di maggio. In un'occasione hanno rapinato un gruppo di 3 ragazzini, tra cui anche 2 ragazze, privandoli di felpe e dei soldi, poche monete che avevano in tasca. Nell'altra occasione a un ragazzino gli hanno tolto le scarpe che indossava. Avete fatto delle perquisizioni nell'abitazione, avete trovato gli abiti che avevano utilizzato per questi colpi? Sì, diciamo che le immagini di videosorveglianza della città di Treviso, insieme alle testimonianze rese sia dalle vittime che da altre persone che hanno avvertito l'assistito, ci hanno permesso di individuare quelli che erano gli indumenti che utilizzavano i rapinatori, cosa che abbiamo cercato e ritrovato nelle abitazioni ieri durante le perquisizioni. Vittime che sono state aggredite, derubate, rapinate. Dal 1° di gennaio, ci diceva, sono una ventina i giovani che avete denunciato alla Procura dei minori. Un fenomeno che preoccupa, questo? È un fenomeno che sicuramente è in crescita rispetto al passato, che però insieme alla crescita del fenomeno c'è stata anche una crescente risposta da parte delle forze dell'ordine e da parte dei carabinieri, che ci ha portato a identificare da gennaio ad oggi almeno 21 autori di eventi abbastanza gravi come rapine, furti e violenze private, oltre che ricettazione, ma questi ragazzi peraltro, alcuni di loro hanno già commesso più episodi e nell'ordine di 2-3 episodi ciascuno, per cui è un numero abbastanza importante. Preoccupante nella misura in cui i ragazzi purtroppo non si rendono conto di quelle che sono le conseguenze giudiziarie e quello che sarà poi la risposta che inevitabilmente arriverà da parte della Procura per i minorenni, che coordina l'attività investigativa, e non si può escludere il fatto che arriveranno anche dei provvedimenti cautelari laddove le condotte dovessero essere reiterate e ripetute nel tempo. Ecco, abbiamo detto 5 ragazzini, uno 13enne, misti, perché sono italiani anche di seconda generazione. Vi ha sorpreso che ci fosse proprio anche un 13enne in mezzo a questo gruppo? Non è il primo caso in cui individuiamo un 13enne come compartecipante alla rapina, quindi come corresponsabile, come correo,
e talvolta viene utilizzato, a loro dire stesso da parte dei vari ragazzi, come soggetto che secondo loro li rende immuni dalle responsabilità, perché la responsabilità notoriamente parte dai 14 anni, in realtà così non è, tant'è che la Procura ha condiviso la nostra tesi emettendo un provvedimento di perquisizione anche a carico del tredicenne, e di conseguenza anche coloro che sono prossimi ai 14 anni vengono chiamati a rispondere delle loro condotte. Comandante, un'ultima domanda. I genitori, quando vi hanno visto alla porta, che cosa hanno detto, che cosa hanno fatto? I genitori sicuramente si sono dispiaciuti e si sono sorpresi, perché ignari in buona parte dei fatti commessi e contestati ai figli. Ovviamente indagini che continueranno per poi verificare se questo gruppo di 5 minorenni sono artefici di altri colpi, altre rapine ai danni sempre di minorenni, perché le vittime sono ragazzi giovanissimi come loro. Indagini dunque che continuano, fra l'altro c'è pattugliamento a piedi proprio durante insomma, la fine della scuola fino a tardo pomeriggio, proprio per cercare di arginare questo fenomeno. Sì, noi insieme alla stazione di Treviso, che è protagonista nella città, stiamo cercando quotidianamente di aumentare la proiezione e di far sì che i carabinieri siano sempre più presenti e visibili, e nell'essere visibili che garantiscano quindi un controllo più attento nelle aree che da più parte ci vengono segnalate, di cui abbiamo contezza effettivamente che c'è un problema, quale potrebbe essere la zona della MOM, della stazione ferroviaria, così come Piazza Borsa, la zona del PAM, e ogni giorno la stazione di Treviso esprime delle pattuglie a piedi nelle fasce orarie che sono quelle del termine delle attività scolastiche e poi si sviluppano nell'arco della giornata, per cercare di mantenere un controllo sempre più attento e visibile. Grazie comandante, grazie. Grazie molte ai carabinieri, grazie a Daniela Sizzia, al nostro operatore Tommaso Migot. Adesso andiamo a Caldogno, poco sopra, a pochi chilometri da Vicenza, perché un bar è stato svaligiato per la 10ª volta. Luisa Bertini è andata a sentire l'esasperazione dei titolari. Che cosa è successo tra domenica e lunedì? Niente, ci siamo accorti, per modo di dire. Siamo venuti qua, la signora che ci dà una mano al mattino, alle 5:30 mi ha chiamato che non riusciva a aprire la porta d'entrata. Perché non riusciva, sono venuto qua, io l'ho aperta e abbiamo notato i danni che sono stati fatti nella porta d'entrata e nell'altra porta d'entrata, in tutte e due scardinate e divelte. Che cosa vi hanno portato via? Tutto l'incasso delle slot. E anche le sigarette? Sigarette, dolciumi varie, gomme, caramelle e via dicendo, tutto lì. È la 10ª volta in 16 anni? Sì. È la 10ª volta in 16 anni, esatto. Voi avete anche le telecamere? Sì, è stato tutto registrato. Però vedremo adesso, perché è il vaglio dei carabinieri, della polizia locale, se riusciranno in qualche maniera a risalire ai malfattori. Voi siete un po' esasperati da questa situazione? Abbastanza, perché tutto sommato noi lavoriamo anche bene, però queste cose qua penalizzano sempre di più chi lavora onestamente. Luisa Bertini, il nostro operatore Simone Squarcina da Caldogno. Andiamo avanti con le truffe di cui sono sempre spesso vittime gli anziani. Una coppia titolare di un'impresa di energia è indagata per una truffa ai danni di persone della terza età che inconsapevolmente avevano stipulato contratti per la fornitura di energia. Bisogna stare molto attenti adesso, che bisogna ricorrere appunto a nuovi gestori. Centinaia sarebbero i coinvolti, 47 hanno sporto denuncia. 47 gli anziani che hanno sporto denuncia, ma sono centinaia quelli che sarebbero stati tratti in inganno dalle telefonate di alcune società di teleselling, vendita telefonica, sottoscrivendo a loro insaputa contratti per la fornitura di energia elettrica, scoprendo quanto avevano fatto solo al momento del ricevimento delle prime bollette. Ha aperto un fascicolo d'indagine la Procura di Padova, che si prepara a chiedere rinvio a giudizio per una coppia di cadoneghe di 57 e 55
5 anni, soci dell'azienda, tra l'altro tra i main sponsor del Calcio Padova. La coppia, che in questi mesi ha risarcito quasi tutti gli anziani truffati, tanto che la maggior parte ha rimesso la querela, spera in un esito diverso del procedimento. I due hanno a loro volta sporto denuncia nei confronti di alcune agenzie di mediazione specializzate nella ricerca di clienti attraverso gli operatori telefonici. Servizio di Chiara Gaiani. Intanto vediamo la prima pagina del Mattino di Padova, una tragedia, è precipitata dal cavalcavia una donna ed è morta. È un dramma che risale alle prime luci dell'alba a Vigonza lungo l'A4 in direzione Venezia. Questa donna è morta cadendo dal cavalcavia di Via Prati. Sul posto la polizia scientifica. Pare si sia trattato di un gesto volontario, ma sono ancora in corso i rilievi. La vittima dovrebbe essere una persona di circa 30 anni, nata nel veneziano, ma residente da tempo fuori regione. Il traffico a rilento e lunghe code lungo la A4. C'è stato un intervento d'urgenza per i carabinieri di Borgoricco, che hanno invece salvato in questo caso un automobilista che era stato colto da malore. Salvataggio in extremis per i carabinieri di Campodarsego che via Desman a Borgoricco hanno soccorso un automobilista colto da malore. L'equipaggio, impegnato in un controllo del territorio, all'improvviso ha notato un'autovettura che procedeva con andamento incerto e zizzagando pericolosamente. La pattuglia ha raggiunto l'auto che aveva accostato a bordo strada e in pochi secondi ha capito la gravità della situazione. L'autista, un 53enne trevigiano, era già in stato di semi-incoscienza. I carabinieri hanno allertato il SOM 118 e l'uomo è stato portato in ospedale a Padova, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata. Oggi in regia per questa edizione di Focus TG Mattia Pizzaia e Italo Morao. Andiamo avanti con la cronaca e siamo a Treviso. È stato chiuso dai carabinieri del NAS trevigiano un asilo nido privato a Fontanelle. I piccoli, in tutto 10, sono stati riconsegnati dai rispettivi genitori. È un asilo abusivo. I carabinieri del NAS di Treviso hanno bussato alla porta di un asilo nido di Fontanelle. Si tratta di una struttura privata abusiva che accoglie una decina di piccoli. Il blitz dei militari assieme al personale dell'ULSS 2 è scattato nelle ore scorse, riscontrato una serie di violazioni amministrative contestate al gestore dell'attività. È scattato così il sequestro amministrativo per il mancato possesso di autorizzazione all'esercizio e di attestato di registrazione sanitaria. L'asilo nido per il momento ha dovuto chiudere i battenti. I piccoli che si trovavano all'interno della struttura sono stati consegnati ai rispettivi genitori, tornati a prenderli. È stata anche accertata dagli investigatori l'assenza di requisiti strutturali. Insomma, fanno sapere, spazi stretti e mancate autorizzazioni, ma nessuna situazione di degrado. Combinata una maxi sanzione amministrativa di alcune migliaia di euro. E le vicende di Casa Zero, la procura a Treviso, la procura ha chiuso le indagini, 8 sono le persone indagate, contestate a vario titolo l'associazione a delinquere finalizzata alla truffa allo Stato e la ricettazione. A 2 anni dall'inizio dell'inchiesta su Casa Zero, la procura ha chiuso le indagini. Sono 8 le persone indagate a vario titolo, contestata l'accusa che va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa aggravata ai danni dello Stato per i vertici fino alla ricettazione di diversi illeciti amministrativi a carico delle società del gruppo. Lo scandalo del superbonus 110% ammonterebbe a circa 50 milioni di euro in crediti fiscali. Quasi 1000 clienti truffati. Gli indagati hanno 20 giorni ora per farsi sentire dal pubblico ministero Massimo De Bortoli, poi probabilmente ci sarà la richiesta di rinvio a giudizio. Secondo le indagini degli inquirenti, i clienti sottoscrivevano i contratti di appalto per interventi edilizi ed opere per le quali erano previste le agevolazioni del superbonus 110%. Gli indagati incassavano i crediti fiscali, ma le opere poi non venivano eseguite affatto o venivano realizzate solo in parte. Poi, secondo l'accusa, avrebbero emesso anche numerose fatture che, contrariamente a quanto sarebbe avvenuto nella realtà, documentavano l'esecuzione dei lavori. Si sarebbero insomma procurati profitti legittimi ottenuti attraverso le varie società del gruppo di poco più di 49 milioni di euro, conseguenti all'aver incamerato dei crediti d'imposta fittizi. Sono circa 1000 le persone cadute nella trappola.
Abbiamo visto i ladri in azione nel bar di Caldogno, svaligiato per la 10ª volta, ma i ladri non scherzano nemmeno in altre province, soprattutto ripulendo le abitazioni. Ci sono stati furti a raffica a Spresiano. Abbiamo deciso tra di noi di provare a fare una ronda alla sera, 10, 10 e mezza, 11, però non è facile perché ci sono i campi adiacenti, quindi loro arrivano dai campi e se ne vanno dai campi. Chi presiederà la zona dal terrazzo di casa, chi approfittando della passeggiata con il proprio cane controllerà eventuali movimenti sospetti per segnalarli tempestivamente alle forze dell'ordine. Si sono organizzati così i residenti di via Lazzaris a Spresiano, colpita 6 volte dai ladri in una decina di giorni. Sono cominciati martedì della scorsa settimana al primo piano e a un nostro caro amico è entrato un signore sui 30 anni, diceva magro, con il berrettino, se l'è trovato in camera. L'uomo è poi scappato dal terrazzo. Quella sera stessa, un quarto d'ora più tardi, intorno alle 22:30, altro furto in un condominio della stessa via. Al secondo piano si arrampicano per i tubi del gas. Sabato sera ne hanno fatti altri 4. Domenica sera un altro, sempre al primo piano. In un appartamento hanno forzato la porta finestra del bagno con un piede di porco. Quando la proprietaria è rientrata ha trovato la casa a soqquadro, spariti soldi e gioielli. A favorire i movimenti dei ladri la presenza tutto intorno di campi. In alcuni punti è possibile vedere l'erba calpestata, segno del passaggio di qualcuno. So che la signora qui di fianco sono venuti. È al terzo piano. Ho sentito solo che hanno portato via, hanno visitato alcuni appartamenti. Come si vive? Malissimo. Malissimo, c'è chi ha il cane dentro casa, parlo per me, però hai moltissima paura che facciano qualcosa al cane. Poi non ti aspetti che una persona arrivi dal terrazzino. In questi giorni colpi segnalati anche in via Corazzin, via Falcone, via Gioberti. Spero non si arrivi alle ronde organizzate dai cittadini. Invito tutti a denunciare tempestivamente alle forze dell'ordine i furti subiti, ma anche movimenti sospetti, dice il sindaco Marco Della Pietra. Adesso con i carabinieri e anche con la polizia locale stiamo organizzando di sorvegliare la zona di più. Credo che comunque un po' dappertutto vi sia ciclicamente un certo tipo di attività. E sono delinquenti in azione anche nei centri commerciali. C'è stato un episodio nell'outlet I90 di Piave. 3 persone originarie dell'Est Europa sono state denunciate dai carabinieri per furto aggravato, tra cui anche un borseggio da migliaia di euro. Era stato un borseggio quasi da record, quello di cui sono accusate 2 donne denunciate dai carabinieri della stazione di I90 di Piave. Le 2, una 44enne e una 37enne originarie dell'Est Europa e senza fissa dimora, ad inizio febbraio sarebbero riuscite ad alleggerire un turista serbo di un portafoglio con dentro 4.200 euro mentre si trovava in un negozio dell'outlet. I carabinieri hanno anche denunciato un 41enne, sempre dell'Est Europa, residente nel Padovano, per il furto di 2 portafogli e di un profumo, in questo caso a fine febbraio, ma sempre in un negozio del centro commerciale. I portafogli sono stati ritrovati durante una perquisizione domiciliare. Per tutti e 3 l'accusa è di furto aggravato. E la TV Treviso apre con la questione Energia Italia, vacanze e auto di lusso, le spese pazze con i soldi dell'azienda. Addirittura erano arrivati a spendere denaro per l'acquisto di una cisterna di carburante con pistole erogatrice di cui non si è più trovata traccia. Il tutto con i soldi di Energia Italia SRL o Energia e Servizi SRL. Così l'azienda è finita in bancarotta. Parla ai nostri microfoni l'autista ACTV di Noale, che è stato pestato da un branco di ragazzini. Ho pensato mi volessero uccidere, erano una furia da arancia meccanica. Vediamo il racconto al microfono di Anna Maria Parisi. Ho avuto paura che fossero armati di armi da taglio, che continuassero. Quando dice che la insultavano, che cosa le dicevano? Figlio di Finocchio, ti spacchiamo la bocca, ti tagliamo la testa. Ha pensato l'avrebbero pure ucciso, la furia del branco sembrava inarrestabile, ci racconta commosso l'autista CTV di 52 anni di Salzano della linea 5E, violentemente pestato dal branco dei 10 all'alba di domenica scorsa. Ho avuto paura che dopo i pugni tirassero fuori un'arma da taglio e mi colpissero con quella.
L'ematoma all'occhio sinistro con il trauma dei capillari scoppiati dopo il violento pestaggio subito dal branco e così per le lesioni con tagli e lividi tutto attorno ai lati del labbro sinistro, spaccato in più punti dalla brutale aggressione, le uniche parti visibili che ci permette di riprendere nel corso di questa toccante intervista. Il perché è lui stesso a dirlo. C'è da aver paura. C'è andare a lavorare con la paura di venire aggrediti così, meglio fare un altro lavoro. Ma facciamo un passo indietro, sono le 4:40 di domenica 26 maggio, giorno dell'agguato. Ho vissuto scene da arancia meccanica, i ragazzini saliti sul bus, di cui uno pure a torso nudo, erano già visibilmente strafatti, tra loro anche una coppia di amiche che però non ha preso parte al pestaggio. Ho pensato mi volessero uccidere, racconta l'autista visibilmente teso. Si presentavano già alterati e arrivavano probabilmente dalla discoteca che ce l'hanno Ale, come altre domeniche mattine che sono successe anni scorsi, prendevano la prima corsa per ritornare a Mestre o a Venezia. Lui, grande e grosso come un gigante buono, fortunatamente non ha mai reagito. Sono saliti con il pretesto di volere il mio cellulare, che io non ho voluto dare perché non l'avrei più rivisto, ho pensato non avrei più rivisto il cellulare. All'inizio hanno iniziato a insultarmi, io dopo hanno aspettato che io ripartissi con l'autobus, hanno sfondato il cancelletto che separa l'autista dai passeggeri e mi hanno colpito al volto, subito. La 5 è di domenica mattina, tratta che da Noale porta a Venezia, molto pericolosa, a detta di diversi autisti e CTV che oggi inviano la loro solidarietà al collega aggredito. Io quella corsa lì ho fatto tanto tempo fa. Io ho deciso di non fare mai più quella corsa là perché lo so che è una cosa tremenda. Ci sono tutti i ragazzi che escono e io mi sono c***ato addosso fino a Venezia. Avete sentito tra l'altro un omone grande e grosso, no? Che ci vuole coraggio per cercare di picchiare così una persona molto, molto robusta. D'altra parte sono in 10, quindi sono branchi e sono piccoli vigliacchi perché appunto cercano appunto di neutralizzare persone comunque da sole che devono difendersi con le proprie mani a bordo di un mezzo pubblico, peraltro. È una situazione molto difficile. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio per Angelica Hutter, la 33enne tedesca che lo scorso 6 luglio a Santo Stefano in via Udine investì e uccise Mattia e Marco Antoniello e Maria Grazia Zuin, la giudice del Tribunale di Belluno Elisabetta Scolozzi ha fissato la data dell'udienza preliminare che sarà celebrata il prossimo 21 giugno. La donna, scaduti i termini della carcerazione, si trova in regime di libertà vigilata alla casa Don Girelli a Ronco dell'Adige in provincia di Verona. L'avvocato Giuseppe Triolo del Foro di Belluno ha già annunciato che per la sua assistita chiederà l'assoluzione per infermità mentale. I familiari delle vittime sono assistiti dall'avvocato Alberto Berardi dello studio 3A. Il prefetto di Padova, Francesco Messina, parla di cosa cambia dopo il giro di vite sugli autovelox voluto dal ministro dei trasporti Matteo Salvini. Verranno in parte limitati gli autovelox, ma molti sindaci sono decisi a tenerli tal quali. Vediamo. È arrivato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che rivede l'utilizzo degli autovelox. Le telecamere dovranno essere segnalate almeno 1 chilometro prima dei centri abitati, essere ben visibili e c'è lo stop ai controlli sotto i 50 km all'ora. Le nuove disposizioni sui rilevatori di velocità inserite nelle modifiche del codice della strada entreranno in vigore tra 15 giorni. Per quanto riguarda Padova, il prefetto Francesco Messina ha predisposto tutte le verifiche del caso. Bisognerà vedere se questi strumenti sono corrispondenti a quello che viene richiesto per l'omologazione.
Quello che noi poi affronteremo è una valutazione del rischio e una possibilità di interloquire con i comuni interessati affinché l'installazione di queste strumentazioni possa essere adeguata e valutata in maniera oggettiva in relazione alla necessità di salvare vite e quindi alla pericolosità effettiva. Il prefetto ha poi spiegato l'istituzione della cabina di regia voluta dal governo per sorvegliare l'utilizzo dei fondi PNRR da parte delle pubbliche amministrazioni. È una cabina di regia importante perché deve monitorare non soltanto lo stato di avanzamento, ma deve anche guardare alla tempistica, secondo i canoni stabiliti dall'Unione Europea. E in ultima analisi ci poniamo noi delle prefetture come strumenti, come camere di compensazione per trasferire dal territorio al centro le diverse esigenze che si manifestano in corso d'opera per l'attuazione del PNRR. E questo era il prefetto di Padova, intervistato da Francesco Rattai della nostra redazione padovana. Ancora vediamo sugli autovelox un po' i dettagli di questo, le conseguenze di questo decreto Salvini. I trevigiani sono tra coloro che appaiono soddisfatti, ma a preoccupare le amministrazioni saranno i ricorsi delle multe ricevute nei mesi prima dell'entrata in vigore della nuova regolamentazione. In soli 2 mesi lungo la tangenziale di Treviso sono state fatte ben più di 1000 sanzioni. Un passo in avanti, ma non quel passo che servirebbe. Serve più un presidio anche delle strade. Mancano evidentemente i vigili che potrebbero fare un lavoro sostituendosi alle macchine, perché tutto sommato potrebbero anche fare qualche altro controllo. Penso che sia una legge finalmente giusta per tutti quanti, in particolar modo non per far cassa, ma bensì per far sì che questi autovelox siano messi sulle posizioni dove c'è pericolo sulla strada. Si spera sempre che la gente corra piano, perché io lavoro su un posto dove arrivano massacrati. Penso che sia corretto che intanto ci sia una regolamentazione riguardo l'omologazione degli autovelox e anche che siano ben segnalati, che ci sia proprio un regolamento chiaro e definito, che non ci siano interpretazioni. Piacciono ai trevigiani le nuove direttive sugli autovelox contenute nel decreto interministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che entrerà in vigore a partire dal 12 giugno. Tra i nodi che il decreto scioglie quello sul superamento della differenza tra autorizzazione e omologazione degli stessi, ora equiparate. Potremo continuare ad utilizzare i nostri autovelox nella tangenziale, che hanno come unico scopo quello di garantire la sicurezza stradale e di limitare la velocità dei cittadini. Abbiamo visto in questi mesi che il numero di automobilisti che non rispetta i limiti è ancora un numero troppo elevato. Devo dire che quegli autovelox sono ben visibili e posizionati sempre nella stessa posizione. Multe che sono autovelox attivi, e ovviamente questi verranno recapitate nel momento in cui verrà fatta chiarezza da un punto di vista normativo, quindi attendiamo le prossime settimane. Sono infatti ben più di 1 migliaio le multe fatte negli ultimi 2 mesi lungo la tangenziale di Treviso, nonostante la sentenza della Corte di Cassazione avesse messo in dubbio la loro legittimità. Sanzioni raccolte dalla polizia locale che al momento dell'entrata in vigore del regolamento sugli autovelox verranno debitamente sbloccate e consegnate ai trasgressori. Ma la questione non è destinata a finire qui. A creare timore nelle amministrazioni, infatti, saranno gli eventuali ricorsi. Più che la mancanza di introiti è il problema delle cause che magari verranno fatte ai comuni. Quello sì, perché oltre a un esborso economico ci sarà anche una perdita di tempo notevole. E c'è il personale per seguire tutte queste cause? Assolutamente no. Vediamo alcuni titoli del Corriere del Veneto. Zaia contro il numero chiuso a medicina, potenziali bravi chirurghi scartati per quesiti assurdi. E poi Giulia Ruffato, il sogno Olimpiadi a Parigi, una mail di Zanardi, mi ha cambiato la vita, ora corro e vinco per lui. Mattia in Mondovisione con la borraccia di Tadej Pogačar, vincitore freschissimo del Giro, voglio essere come lui, e il giovanissimo corridore di Cassola ha ricevuto la borraccia dal vincitore del Giro d'Italia, un piano dettagliato, così l'ho riconquistata.
Torniamo a Padova adesso per i test di medicina, al via ieri la prima delle 2 tornate per l'iscrizione ai corsi dell'Università di Padova. Resta per ora il numero chiuso, anche se la discussione per l'abolizione è approdata in Parlamento. È fondamentale, sottolineano dall'Università, la programmazione per la gestione futura dei corsi. Infatti mancano medici, mancano infermieri, questo è dovuto a una errata programmazione dei nuovi ingressi anche nelle facoltà. Vediamo. Alle 13 si sono chiuse le porte delle aule del complesso Vallisneri a Padova per permettere ai più di 3.000 aspiranti medici di sostenere i test di ammissione per l'anno accademico 2024-2025. Un test che potrebbe essere l'ultimo, vista la discussione in Parlamento per abolirlo. Quella che non può essere sicuramente eliminata, però, è la programmazione. Le scelte di oggi hanno ripercussioni sul futuro. A 10 anni. Quello che è complicato in questo ambito è che la formazione di un medico dura 11 anni e questo fa sì che le scelte di oggi avranno dei frutti tra 11 anni. Quindi ci vuole una programmazione molto attenta, molto accurata e che prevede anche il futuro, che sappiamo essere sempre quella la variabile meno controllabile. E quindi quello che vediamo oggi sono scelte di 11 anni fa, chi finisce la scuola di specialità adesso. E quindi c'è questo problema. La programmazione deve essere fatta, per mia opinione, e deve essere fatta molto bene. 564 posti totali da assegnare tra Padova e Treviso, 100 minuti per rispondere a 60 domande estratte da una banca dati che ne conteneva almeno 7.000. 3.500 erano a disposizione degli studenti. Però il fatto di avere 3.500 domande, impararsi la memoria, uno anche non riesce, anche perché sul bando c'è scritto almeno 3.500, quindi ce ne sono tante altre che uno si impara a memoria quelle, ma le altre come fa? Comunque ci deve essere uno studio pregresso che comunque comporta tempo. E qual è la materia che vi preoccupa maggiormente delle sezioni presenti? Per me è chimica. Matematica e fisica. Importante è indirizzare fin dalle superiori i ragazzi con percorsi di formazione per cercare di orientarli nel giusto modo di scegliere. Il test resta uno strumento valido però per il presidente del corso di laurea in medicina. I laureati in medicina hanno un tasso di abbandono del corso di studi praticamente pari a 0. E noi nella sessione estiva, cioè al termine del corso di studi di 6 anni, laureiamo più del 50% degli studenti iscritti, è la prima occasione. Questo ci dice che il sistema seleziona studenti molto efficaci nel loro percorso di studi, molto quindi preparati e in grado di completare in tempi rapidissimi il percorso di formazione. C'è un preoccupante boom di casi di pertosse, soprattutto tra i neonati. Andiamo subito in diretta a Padova da Valentina Visentin e da Federico Cibotto, il nostro operatore. A te, Valentina. Sì, buongiorno direttore, dalla pediatria di Padova. L'allarme per tosse che coinvolge tutta Europa non ha risparmiato nemmeno il Veneto, in particolare Padova. La pediatria è un hub di riferimento a livello regionale. Ebbene, dall'inizio dell'anno in città, nella pediatria, ci sono stati circa una ventina di ricoveri di bambini neonati, quindi molto piccoli, colpiti dalla pertosse, una malattia che sembrava essere quasi scomparsa, ma con il calo delle vaccinazioni è tornata a far preoccupare, perché è molto pericolosa se colpisce i bambini piccoli. 250 tamponi da inizio anno sono risultati positivi per la pertosse qui a Padova. L'appello dei pediatri è alla vaccinazione anche per le donne in gravidanza. Noi vi proponiamo l'intervista appena realizzata al professor Eugenio Baraldi della pediatria, poi torniamo qui in diretta, direttore, perché abbiamo una sorpresa anche per i nostri telespettatori. È una nuova emergenza effettivamente, perché interessa tutta l'Europa. In Europa ci sono stati 19 casi di decesso. In Italia ci sono stati più di 100 ricoveri e purtroppo 3 bambini deceduti. Qui da noi nella zona padovana da gennaio abbiamo avuto 20 casi. Fortunatamente non ci sono stati casi gravi.
però è un fenomeno che attualmente è fuori controllo, e questo è sicuramente legato al fatto che le vaccinazioni per la pertosse si sono nettamente ridotte. Quando è stata introdotta la vaccinazione per la pertosse era praticamente sparita, poi un po' alla volta i tassi di vaccinazione sono ridotti e adesso ci troviamo in questa situazione. La pertosse è particolarmente pericolosa nei bambini molto piccoli, al di sotto degli 8-6 mesi, e qui si crea un problema. E quindi qual è la cosa della quale le mamme devono essere informate? Allora, la vaccinazione abituale viene fatta ai 3 mesi, però i bambini che hanno 1 mese, 2 mesi non sono coperti, quindi sarebbe molto importante incentivare la vaccinazione negli ultimi 3-4 mesi di gravidanza, e questa viene fatta per l'influenza, la pertosse, e anche c'è la possibilità di farla per il virus respiratorio sinciziale che dà la bronchiolite. Qui da noi questa strategia non è molto seguita, nei paesi del nord Europa invece lo è molto di più, quindi è importante che informare di questa possibilità, perché se si vaccina la mamma negli ultimi 3 mesi di gravidanza, questa trasmette gli anticorpi al bambino appena nato, che quindi è già protetto. Tantissimi tamponi risultati positivi alla pertosse, e quali sono i sintomi e i campanelli d'allarme per i genitori? Ma la pertosse è una malattia che conosciamo da sempre, ha una fase iniziale che può durare 2 settimane in cui c'è una tosse catarrale non particolarmente importante, poi comincia la fase molto impegnativa che viene chiamata tosse parossistica, perché è una tosse veramente impegnativa che mette a prova la salute di chi è affetto da questa malattia infettiva, e questa tosse si caratterizza soprattutto di notte. Alla fine della tosse incessante per minuti e minuti c'è anche un urlo inspiratorio, e questo è un sintomo tipicissimo di questa infezione. Il problema è che questa dura tante settimane, può durare 3, 4, 5 settimane, quindi molto impegnativa per chi ce l'ha, per la famiglia, per i bambini. L'appello in chiusura, professore, lo rinnoviamo, è quello alla vaccinazione. Senza dubbio la vaccinazione che conosciamo da sempre, quella ai bambini, quella che viene fatta ai 3 mesi, ma questa possibilità di fare la vaccinazione alla mamma negli ultimi 3 mesi di gravidanza. E come promesso, eccoci ritornati in pediatria a Padova, questa volta in compagnia di Dodi, di Stella e di Chicco. Sono 3 bellissimi pony che sono arrivati questa mattina per allietare i bambini che sono ricoverati qui in pediatria, nell'ambito anche del progetto che è sostenuto dall'associazione Gioco Benessere. E qui con me c'è il dottor Carlo Moretti, che è presidente dell'associazione Gioco e Benessere e anche pediatra. Avere questi animali per i bambini, che esperienza e che beneficio ha? Beh, intanto è una grande festa quest'oggi, perché non è stato semplice farli arrivare qua in pediatria, il tempo non ci è stato amico in questi giorni, ma insomma la determinazione dei volontari e degli amici della FISE ha permesso di portare queste 3 meravigliose creature, che adesso hanno il loro momento di notorietà perché sono in televisione, ma fra un po' risistemiamo tutta l'organizzazione, così ci sarà il momento dedicato ai bambini, senza telecamere, senza troppo clamore. Oggi, dicevo prima con i ragazzi, sono 30 anni che sono presenti gli animali in pediatria, e la presenza dei cavalli oggi è particolarmente significativa, anche perché non è semplice portarli, trasportarli, insomma ci sono degli aspetti organizzativi non secondari, ma proprio perché sono stati così desiderati penso che sarà una attività molto importante per i bambini nelle loro giornate ospedaliere, che sono spesso difficili. Ma perché? Perché il cavallo innanzitutto è un essere vivente con una sensibilità, con una interazione molto importante. Poi questi cavalli qui sono a misura di bambino, quindi sono dei pony, c'è un mezzo pony, Chicco, e quindi sono alla loro altezza nel vero senso della parola, ma possono anche essere toccati, accarezzati, ci si può montare sopra, insomma, con le dovute attenzioni, e quindi per il bambino è un importante stimolo a sentirsi di nuovo un bambino bravo, capace di fare cose incredibili, anche nonostante il fatto di essere qui in ospedale.
In questo credo che dovrebbero dire qualcosa anche le nostre educatrici dell'associazione, perché è grazie a loro che i pony e questa attività verrà svolta oggi pomeriggio. Ecco, che benefici avranno i bambini oggi? Cosa gli farete fare? Oggi guarderanno insomma questi pony fare un piccolo percorso e cercare anche di imitarlo, quindi un po' giocare con loro, e poi ci saranno i ragazzi che mostreranno una piccola coreografia, quindi speriamo sia un momento di svago proprio in queste giornate un po' monotone legate al ricovero e sicuramente anche di benessere. Grazie. E in ultimo facciamo un saluto anche a Claudio Maniero della FISE Veneto, che ha portato qui questi 3 splendidi esemplari. Qui vicino c'è Stella, che è la più buona, dicono oggi. No, sono tutti e 3 buoni, perché i cavalli sono sempre buoni. C'è la persona che si avvicina che qualche volta è un po' più insidiosa dei cavalli, quindi sì, finalmente siamo arrivati dopo tanti anni, quindi sono 14 anni che andiamo nelle scuole a parlare del cavallo, e con la Presidente della FISE c'era anche l'intento di portare i cavalli fuori dal maneggio. Con la Valentina, la Silvia e col dottor Moretti 5 anni fa ci siamo parlati di portare i cavalli qua. Finalmente, dopo il Covid, dopo l'acqua, oggi ci siamo riusciti. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Allora, Cori, bellissimo, insomma, con le bellissime immagini che sta realizzando Federico Cibotto, con Stella, Dodi, ve li rifaccio rivedere, Dodi e Chicco, che è il più grande, che è il mezzo pony. Io restituisco la linea allo studio. Visentin, avete visto, eravamo partiti dall'allarme pertosse, poi siamo rimasti comunque nel reparto pediatria con i pony. Adesso parliamo ancora di sanità, ci sono tanti problemi negli ospedali, si chiede l'assunzione di medici, di infermieri, ci sono turni ritenuti massacranti, tanti problemi. Ce ne parla da Cittadella Vanessa Banzatto, c'è un presidio degli OSS davanti all'ospedale. A te Vanessa. Buongiorno a te direttore e alle persone che ci stanno seguendo. Sì, in presidio gli OSS qui davanti all'ospedale di Cittadella per reclamare sulla situazione lavorativa che appunto stanno affrontando, si trovano ad affrontare. Con me Marica Damiani che è la referente della funzione pubblica CGIL Padova. Ci spiega un po' il perché nello specifico di questo sit-in. Allora, noi siamo qui in presidio perché vogliamo chiedere alla Regione in primis di prorogare eventuale graduatoria che rischia che si chiuderà il 20 di luglio prossimo e che non vede ovviamente la chiamata di tutti i lavoratori che sono in questo momento in attesa di essere chiamati. È una graduatoria di 500 persone, ad oggi ne sono state chiamate 156, ne mancano 344. Noi siamo andati già in presidio a Venezia, abbiamo parlato con la Lanzarini e abbiamo chiesto la proroga come ha fatto la Regione Toscana. Se questo non fosse possibile, se come abbiamo capito non c'è l'intenzione di poterlo fare, stiamo chiedendo di poter assumere in anticipo tutta la programmazione delle cessazioni che saranno da qui al 31 di dicembre e quindi di procedere all'assunzione dei restanti 344 OSS che sono in attesa, in graduatoria, aspettano di entrare dentro l'ULSS 6. Orietta Totti, RSU qui proprio dell'ULSS 6 Eugania. Ma la situazione all'interno qual è? La situazione è abbastanza grave e preoccupante, nel senso che manca personale. Le assunzioni che sono state fatte dal 2018 a oggi, che sono pochissime, 290 assunzioni che riguardano tutte le figure, non coprono nemmeno il turnover e quindi insomma trovarsi con questa graduatoria esaurita in piena estate sarebbe veramente per noi un dramma. Quindi appunto abbiamo chiesto sia all'assessore Lanzarin sia alla direzione dell'Euganea di anticipare queste assunzioni, perché almeno ci si mette. Intanto c'è il piano ferie, già il piano ferie che ci è stato presentato, penso io e tanti anni che lavoro qui, ma una situazione così difficile non l'ho mai vista. Quindi un piano ferie che si regge molto su equilibri molto precari e quindi sarebbe importante avere queste assunzioni anche anticipate, ci metterebbe un po' in sicurezza. Ecco. Ma questa situazione va avanti da quanto tempo?
Questa situazione va avanti da tempo perché appunto essendoci il tetto di spesa sul personale ci sono molte difficoltà ad assumere, non mancano solo, come voi sapete, solo OSS, ma mancano infermieri, mancano medici, mancano educatori, mancano assistenti sociali, la situazione è un po' generale. Ecco, secondo noi sia la ULSS Euganea sia la direzione del regionale dovrebbe pensare un po' che questa situazione bisogna dare un po' una risposta, cioè non possiamo continuare a nasconderci dietro il tetto di spesa e ai limiti che sono stati dati nel 2018, perché sono cambiate tante cose dopo la pandemia, di questo bisogna prendere atto. Noi siamo gli operatori sociosanitari, nella maggioranza, se voi andate a vedere le percentuali, abbiamo un'età che supera i 55 anni, quindi cominciano le prescrizioni, voi capite che qua si fanno i turni, mattina, pomeriggio, notte, e siamo in difficoltà. Questa cosa qui bisogna che le piante organiche, appunto i tetti di spesa, tengano conto anche di questa cosa. Certo. Cosa siete pronti a fare? Noi siamo pronti a fare presidi e ritorneremo in regione se sarà necessario, se non ci saranno delle risposte concrete. Sappiamo che il 23 maggio il CRITE ha dato le autorizzazioni, adesso dobbiamo essere conseguenziali, quindi se non arriveranno delle risposte noi ritorneremo in Regione Veneto e ritorneremo ogni mese a fare dei presidi fuori da ogni ospedale, da Schiavonia a Cittadella. Anche perché si tratta proprio di una questione di sicurezza, del seguire proprio le persone che si trovano malate all'interno degli ospedali, dei presidi ospedalieri. Certo, è la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori che non possono avere un carico eccessivo di lavoro perché lavorano direttamente come assistenza sul malato e non possono sovraccaricarsi e non possono avere neanche dei carichi che in qualche modo comprometta anche la salute psicologica, perché si tratta di cura di persone fragili. Bene direttore, hai sentito una situazione difficile, loro non si fermeranno, continueranno con i presidi a cominciare proprio dalla regione Veneto. Da Cittadella per il momento è tutto, ti ricevo la linea. Grazie molte a te, al nostro operatore Costa Curta, ai tuoi ospiti, e rischiano di restare a casa tra pochi giorni gli psicologi che erano stati assunti nella fase Covid nel 23 in realtà con una delibera regionale. Vediamo perché. Non si possono lasciare scoperti i servizi essenziali per la cura mentale. L'appello dell'Ordine degli Psicologi del Veneto arriva in un momento di crescente richiesta di prevenzione e di cura nel campo della salute mentale e sollecita interventi per affrontare le criticità del servizio sanitario regionale sul versante psicologico. Numerosi psicologi assunti con una delibera regionale dell'agosto del 2022 infatti rischiano di non veder rinnovati i loro contratti a giugno del 2024. Chiediamo su questo alla Regione un impegno aggiuntivo nel sostenere alla Regione e alle ASL e ai Dipartimenti di Salute Mentale di utilizzare tutti i fondi disponibili per permettere una loro proroga, così come di completare la chiamata degli psicologi già vincitori di concorsi graduatorie perché possano sostenere il lavoro dei loro colleghi e soprattutto, e questa è la partita strategica che ci giochiamo in contesto Veneto, un supporto bipartisan alla proposta di legge sulla psicologia di base depositata pochi mesi fa in Regione rappresenterebbe una modalità per sostenere un accesso diretto, una filiera corta di accesso diretto a un servizio di supporto psicologico per tutti i cittadini e le cittadine del Veneto in maniera più diretta, più semplice e più rispondente alla crescita importante dei bisogni psicologici che stiamo registrando. Il bisogno di sostegno psicologico continua ad aumentare in Veneto, soprattutto tra i giovani e soprattutto nel post-Covid. Basti pensare che il bonus psicologo dello Stato in Italia ha ricevuto in pochi giorni circa 400.000 richieste, in gran parte di giovani, a fronte di risorse sufficienti a coprire solo 40.000 cittadini, e le liste d'attesa per prestazioni psicologiche nel servizio pubblico sono spesso molto lunghe. Riteniamo essenziale che in questo momento in ambito regionale, a livello delle ASL, si sviluppi un'iniziativa di forte e ampio respiro a tutela della presenza degli psicologi e delle psicologhe nel servizio sanitario regionale. Abbiamo bisogno di prenderci cura del benessere psicologico di 5 milioni di cittadini e cittadine del Veneto e abbiamo bisogno di farlo con risorse che nel pubblico in Italia tradizionalmente sono molto ridotte. Basti pensare che in Italia abbiamo una media di soli 5 psicologi assunti nei servizi di salute mentale ogni 100.000 abitanti, a fronte di una media di 20 psicologi ogni 100.000 abitanti che c'è in Europa.
Allora sta partendo, è proprio ai nastri di partenza, il Salone Nautico dell'Arsenale, un salone nautico davvero importante per tutta la nautica. Andiamo in diretta da Ilaria Marchiori. A te Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ci troviamo qui nello splendido scenario dell'Arsenale, dove è iniziata oggi l'inaugurazione della 5ª edizione del Salone Nautico. Intanto vi facciamo vedere anche un po' di imbarcazioni che sono qui posizionate. Insieme a noi il vice sindaco di Venezia, Andrea Tomaello. Tomaello, innanzitutto questa è una grande edizione, incremento degli espositori, tante anche le novità. Assolutamente sì, la cosa positiva è che dal 2019, il primo anno di Salone, poi naturalmente c'è stato lo stop del Covid, questa manifestazione cresce sempre di più, è sempre più centrale anche nel panorama italiano ed europeo e attrae anche sempre di più persone non solo di Venezia, dal Veneto e dall'Italia, ma anche dall'estero. Sono già tante le persone che si sono prenotate, anche turisti o comunque investitori stranieri, e quindi è l'obiettivo che il sindaco si è dato fin dall'inizio, far crescere anno dopo anno questo salone. Quindi anche le aree espositive sono aumentati gli espositori, sono aumentate le persone che vengono a vedere, quindi l'inaugurazione con una giornata di sole così bella, insomma, può farci sperare bene. In effetti dal punto di vista climatico siamo stati fortunati. Proprio il sindaco poco fa, ma anche in questi giorni, ha voluto evidenziare come Venezia stia diventando sempre di più un punto di riferimento per la sostenibilità. Assolutamente sì, perché il salone non è solo un momento espositivo dove naturalmente gli espositori per l'appunto mostrano le loro novità o comunque i loro prodotti, ma soprattutto è un momento centrale di dibattito, di confronto anche su quella che può essere la sostenibilità in campo nautico e non solo. Quindi mettere anche a sistema, diciamo, tutte le varie esperienze che ci sono in Italia, ma anche esperienze internazionali, per cercare di guardare al futuro e cercare di riportare dei modelli sostenibili, ma comunque anche legati tutto al tema ambientale e al tema dell'acqua. Ecco, importante uno sguardo a livello internazionale, senza però dimenticarci di quelli che sono i nostri artigiani, gli artigiani veneziani, tanto che c'è addirittura il Wood Village, il villaggio del legno, proprio per mettere in mostra il frutto moderno della sapienza antica, far vedere come si lavora il legno, come erano le imbarcazioni di un tempo e come poi sono cambiate. Sì, il salone vuole essere anche un punto fondamentale, una vetrina importante per gli espositori locali, quindi anche per gli artigiani locali, in collaborazione con tutte le categorie che ci sono nella nostra città, ma aggiungerei qualcosa di più: vuole essere un punto d'attrazione anche per tanti bambini e anche per tanti ragazzi che vogliono imparare questo mestiere, che vogliono avvicinarsi a questo mondo. Infatti invitiamo veramente anche tutte le famiglie, tutte le persone che volessero anche solo fare un giro, una passeggiata all'interno del salone, perché non troveranno solo le esposizioni di yacht, di barche, ma soprattutto troveranno anche tante esposizioni locali e soprattutto anche tante attività per bambini, per famiglie, per ragazzi, anche momenti di studio, di confronto che possono così aprire anche a nuovi scenari. Bene, ringrazio il vice sindaco Andrea Tomaello, lo lascio proseguire il tour insieme agli altri, perché è una giornata importante, una giornata inaugurale. Qui dall'Arsenale restituisco la linea allo studio. Ecco, se mi senti, intanto ti ringrazio e ringraziamo anche il vice sindaco Tomaello, però a questo punto io vorrei un secondo tuo collegamento a bordo di un maxi yacht, magari mentre sorseggi un aperitivo, circondata dall'equipaggio che ti garantisce tutti i conforti. Insomma, facci vedere un po' queste dream boat, maxi yacht di lusso e grandi imbarcazioni a vela. Se riusciamo a fare un secondo collegamento, grazie tante. Ci vediamo dopo. Va bene, grazie direttore. Grazie, a dopo, a più tardi. Allora, intanto è scoppiata la polemica e parliamo di politica, e se ne è discusso ieri sera anche a Focus, perché c'è stato un incontro veramente molto particolare tra la Premier Giorgia Meloni e il non amatissimo dalla Premier governatore della Campania Vincenzo De Luca, durante la visita della Premier a Caivano, dove è stato inaugurato il Parco dello Sport. La Premier si è diretta verso De Luca e ha detto: io sono quella, non siamo in fascia protetta, ma insomma io sono quella stronza di Giorgia Meloni. È scoppiato un putiferio, ovviamente si è anche
si è anche tornati sul difficile e burrascoso rapporto tra De Luca e la Meloni, che è stato ricostruito in un video che vi facciamo vedere in questo momento. Vediamo. Calpesta il Sud, offende il Sud. L'onorevole Meloni deve chiedere scusa al Sud. Forse se invece di fare le manifestazioni ci si mettesse a lavorare si potrebbe ottenere qualche risultato in più. Ma questa è un'altra questione. È tollerabile questo atteggiamento, questo centinaia di sindaci che stanno qua che non hanno i soldi per continuare l'amministrazione del lavoro. Lavora tutto stronzo. E c'era anche ad ascoltare, diciamo, il progetto costituzionale un prete del nostro territorio, ecco, conosciuto come il Pippo Baudo dell'area nord di Napoli, con relativa frangetta. Ho trovato chiaramente le parole del Presidente della Regione Campania vergognose nei confronti di padre Maurizio Patriciello, che dobbiamo ricordare essere sotto scorta per le minacce ricevute dalla camorra, quindi chiaramente deridere una persona che è sotto scorta per minacce da parte della criminalità organizzata è secondo me un segnale spaventoso. Domani non credo che ci sarà possibilità di dialogo, sarà una comparsata come sempre in questo periodo elettorale, andiamo avanti a passeggiate, anche quando magari l'attuale governo non c'entra assolutamente niente con le opere in questione. Presidente De Luca, la strozza della Meloni, come sta? Benvenuta, bene, Grazie. vi saluto. Noi siamo persone ben educate e abbiamo il senso dell'opportunità, caro amico mio. De Luca ci ha tenuto poi a precisare oggi che ha detto la Meloni ha voluto ribadire quello che ritiene di essere, insomma, quindi una botta e risposta che dura ormai da anni. Ieri sera ne abbiamo parlato a Focus perché si tratta di comunicazione politica, di come è cambiata anche la politica, dal vaffa di Beppe Grillo a tutti gli insulti che sono stati rivolti e che non fanno certo onore alle istituzioni repubblicane. Vediamo cosa ha detto ieri sera a Focus Stefano Zecchi, che ha insegnato estetica per molti anni all'Università di Milano ed è uno scrittore e un personaggio televisivo notissimo. Sentiamo. Ci sia i grandi investitori si stanno preparando a guadagnare più denaro di quanto non ha. No, c'è un problema, poi sistemiamo e sentiremo cosa ha detto il professor Zecchi. Allora con Mattia Pizzaia e Italo Morao andiamo avanti con i servizi, vediamo la sicurezza e l'ordine pubblico a Vicenza dipendono dalle istituzioni, ovviamente vengono garantite dalle forze dell'ordine. Peccato che a Vicenza, dice Carlo Alberto Inghilleri, sia l'ultima in Italia per numero di agenti assegnati. Ne arrivano solo 3 a fronte dei 22 che presto andranno in pensione. Vediamo. Mission sempre più impossible a Vicenza, seminare sicurezza, mancano braccia, mancano divise, c'è carenza di poliziotti. Il capoluogo berico è l'ultimo in Italia per numero di agenti assegnati, ne arrivano appena 3, 1 andrà alla stradale, 2 entrano in un ascensore e avanza ancora spazio, saliranno ai piani nobili e andranno a presentarsi al questore che per garantire, come è accaduto fino ad oggi, sicurezza e ordine pubblico dovrà fare i salti mortali. 3 soli agenti di rinforzo, una notizia che ha scosso le istituzioni. In Consiglio Comunale questa sera a Palazzo Trissino la questione viene affrontata e commentata con il sindaco di Vicenza che anche lui non la prende bene. È un vero e proprio paradosso perché Vicenza meriterebbe di stare in prima fascia, di avere una questura degna della sua provincia, del numero dei suoi abitanti, della complessità del suo territorio e invece non soltanto resta ancora in seconda fascia, ma resta in seconda fascia e viene ulteriormente depotenziata. Chiediamo davvero al governo, è un appello forte quello che facciamo, di assegnare nuovi agenti e di riparare a questo danno che sarebbe gravissimo. È il classico principio del contadino, antico quanto la civiltà. Se non si semina, non si raccoglie. Eppure Vicenza oggi non ha molti agenti che possano seminare sicurezza e ordine pubblico.
La questura di Vicenza ha un organico di 201 unità, a cui si aggiungono i 45 del commissariato di Bassano, totale 246, che devono seguire una provincia di 860.000 persone e un capoluogo di 110.000 cittadini, per cui c'è un rapporto di un agente ogni 550 abitanti. E se si considera che una ventina di poliziotti andrà in pensione nel 2024, i conti diventano ancora più salati per la sicurezza e per l'ordine pubblico. Ma il paradosso è che a livello burocratico ci sarebbero addirittura 5 unità in più. Sì, secondo l'ultimo atto organizzativo ci sarebbero 5 unità in più, considerato che loro mettono nel conteggio, nel calderone, anche i dirigenti, il questore, il vicario. Io direi va bene, mandiamo il questore a fare i seggi, a presidiare i seggi, mandiamo il vicario a presidiare i seggi, così almeno recuperiamo un paio di unità. C'è vice Carlo Alberto Inghilleri, allora sentiamo come ha in qualche modo definito la politica degli insulti dopo lo scontro tra De Luca e la Meloni, il professor Stefano Zecchi, ieri sera a Focus. Non regge più niente da un punto di vista della capacità di rappresentarsi con un minimo di stile, addirittura il Papa. Allora io certo preferisco i miei tempi in cui c'era maggior raffinatezza, anche se probabilmente c'era maggior ipocrisia, perché la Meloni che arriva lì così mette fuori gioco un battutista straordinario come De Luca, l'ha ghiacciato. Quindi se non fosse la politica uno direbbe molto meglio di Crozza, per dire. Il Papa è un caso, perché sono casi diversi, certo. È un caso straordinario, no? D'altra parte si dice che tra i due misteri della Chiesa, uno non si sa quante suore ci sono e l'altro non si sa cosa pensa di gesuiti, e quindi adesso il Papa ha fatto sapere subito quello che pensava. E il terzo però è la cosa secondo me paradossalmente la più significativa, perché ti dimostra che non c'è più quel rispetto che le strutture economiche di grande livello dovrebbero avere e dovrebbero tenere, perché lì ci sono, adesso non lo so quanti sono gli impiegati, gli operai, eccetera, eccetera. E quindi quello è l'aspetto secondo me più preoccupante, quando un cavaliere d'industria di quel livello lì finisce per dire, non la battutaccia, ma di dire che è stato messo fuori gioco. Allora questo si riferiva al professor Zecchi alla Benetton, in particolare a Luciano Benetton, che ha accusato l'amministratore delegato di aver provocato un grosso buco nei conti del gruppo, amministratore delegato che ieri nel CDA è stato poi sostituito con la decisione anche di ripianare i debiti, l'innesto di 230 milioni da parte di Edizione Holding di Alessandro Benetton. E poi avete sentito, si è riferito anche al Papa, che ha parlato di frociaggine usando questo termine a porte chiuse, ma ovviamente poi il sito Dagospia l'ha subito data in pasto al pubblico. Allora andiamo in pubblicità e torniamo subito con voi. State qui con Focus TG, grazie, a tra poco. Di nuovo in diretta con Focus TG, abbiamo parlato ieri sera, come avete sentito, del buco che ha denunciato Luciano Benetton, che ieri sera ovviamente ha suscitato i commenti dei nostri ospiti. Vediamo però proprio come sono andati i fatti nel CDA di ieri. No. Niente proprio. No, grazie. Sulla CDA di oggi pomeriggio, quali sono le vostre aspettative? No.
La giornata più lunga per il gruppo Benetton si legge nei volti tesi dei dipendenti. A Villa Minelli l'atmosfera sembra immobile, mentre all'interno si consuma il CDA dello strappo, quello che segna di fatto l'addio del patron e paron Luciano Benetton, il grande accusatore del management, nonostante fonti interne riferiscano di toni cordiali dopo i veleni del fine settimana. Cosa sia successo nel dettaglio nell'iconica villa settecentesca lo sanno solo i diretti protagonisti, mentre sono certi i numeri, quelli del bilancio 2023, 1 miliardo e 89 milioni di euro di fatturato con un EBIT in rosso di 113 e perdita netta da 230 milioni, comprese svalutazioni varie per 150. Insomma, conti in rosso, ma che sono stati comunque approvati in modo unanime, anche perché Edizione, la società cassaforte della famiglia Benetton, guidata da Alessandro, si è impegnata a stanziare da qui ai prossimi anni 260 milioni di euro, dopo averne iniettati 350 negli ultimi esercizi. Tutt'altro che un dettaglio, così come non è un dettaglio l'imminente arrivo di un nuovo amministratore delegato. Sarà Claudio Sforza a prendere il posto di Massimo Renon, l'uomo della montagna, così l'aveva definito lo stesso Luciano Benetton. Sforza, un passato in Poste, Wind, Ansaldi, ha una solida esperienza in ambito industriale e finanziario. Sarà lui a dover traghettare il gruppo nella fase della ristrutturazione, le cui ricadute sono tutte da valutare a partire dagli stabilimenti trevigiani del gruppo, oltre 1100 dipendenti. Sono notizie rincuoranti? Non mica tanto, che ho un figlio che lavora alla Benetton. C'è sempre qualche dubbio. No, speriamo bene, dai. È un legame indissolubile perché essendo nati qui sia i Benetton che tutto il resto, è chiaro che i ponzanesi, di cui faccio parte oggi anch'io, sono preoccupati, giustamente. Caso Benetton che a Ponzano diventa anche tema di dibattito elettorale, con il candidato sindaco civico di area centrosinistra pronto a lanciare un tavolo urgente. Non c'è solo Ponzano, c'è anche Villabro, ma ci sono anche tanti territori del nostro contesto i cui cittadini lavorano in questa azienda, quindi è un tema da affrontare in modo collettivo. Noi sosteniamo che bisogna fare rete su tutti i fronti con tutte le forze che sono sul nostro territorio. Sentiamo le reazioni politiche alla delibera del Consiglio Comunale di Padova che ha deciso di autorizzare il nuovo hub del gruppo Ali. La vicenda dell'hub Ali ha diviso trasversalmente le diverse anime del Consiglio Comunale padovano. Il Partito Democratico Cittadino, dopo settimane di discussione interna, ha trovato la sintesi votando quasi all'unanimità la delibera, ad eccezione della consigliera Anna Barzon. Queste le motivazioni del voto dei Dem. Insieme abbiamo voluto anche specificare una richiesta, un impegno sul fronte del lavoro, chiedendo contratti stabili, giusti e che permettano ai lavoratori di avere diritti a un equo compenso, soprattutto in un settore come quello della logistica e della distribuzione molto delicati. Non da ultimo l'aspetto del territorio di Granze Camin, che richiederà degli interventi di mitigazione ambientale, e su questo abbiamo voluto aprire un ragionamento sull'intera evoluzione della zona industriale. La mancanza di una proposta di interventi di mitigazione ambientale per la zona di Camine e Granze è stato motivo del voto contrario del consigliere di maggioranza della lista Giordani, Luigi Tarzia. Io personalmente penso che il contributo straordinario debba essere investito a compensazione per la gente di Granze e di Camin, e soprattutto vada investito nella parte est, nel quadrante est della città, anche perché lì ci sarà il futuro della città, lì c'è l'inceneritore, ci sarà il nuovo polo sanitario. Tarzia non uscirà dalla maggioranza dopo il voto contrario, così come restano in maggioranza anche le consigliere di coalizione civica Marta Nalina e Chiara Gallani, anche loro contrarie alla delibera dell'hub Ali. Era una delibera appunto non agganciata al nostro programma, come si possono portare delle proposte, e quindi da mesi abbiamo sottolineato, non solo coalizione civica, come su questo punto ci si dovesse fermare a riflettere, perché non era un provvedimento in linea con i nostri principi, con la salvaguardia del territorio. L'opposizione contesta la spaccatura della maggioranza. Per far passare questa delibera la maggioranza ha dovuto trovare un escamotage, cioè legare questa delibera all'acquisizione del parco, anzi della caserma ex Romagnoli, per fare un parco
spendendo oltre 5 milioni e mezzo di euro senza però avere i costi delle bonifiche. In una nota ufficiale il sindaco Sergio Giordani chiude la lunga notte politica così: il Consiglio nella sua libertà ieri si è espresso e penso sia una sintesi molto positiva e avanzata che ha cercato di favorire lavorando per accogliere quante più possibili delle idee, progettualità e concrete modifiche giunte anche da chi legittimamente aveva critiche. La decisione porta con sé 3 milioni di compensazioni ambientali per Granze e Camin e 5 milioni e mezzo per il parco nell'area dell'ex caserma Romagnoli, ha concluso il sindaco. E la polemica sui 2 studenti che sono stati esentati in una scuola di Treviso dallo studio di Dante Alighieri, che è stato considerato da un insegnante offensivo per i musulmani. E come vi abbiamo detto ieri, il ministro dell'istruzione Valditara ha mandato degli ispettori, l'ispezione in questa scuola media di Treviso si è conclusa e il ministero ha reso noto che è emersa l'estemporaneità dell'iniziativa della docente, non concordata né con il dirigente scolastico né con il consiglio di classe e non coerente con la programmazione che la stessa docente ha presentato relativamente alla sua materia. A fronte di questo, informa il Dicastero di Viale Trastevere, l'ufficio scolastico provinciale avvierà un apposito procedimento facendo opportune valutazioni su eventuali provvedimenti disciplinari. Ricordo che in ogni caso non sono ammesse, se non nei casi espressamente previsti dall'ordinamento, deroghe alla programmazione relativa alla propria disciplina. Lo puntualizza in una nota appunto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. È stata una giornata di caos per lo sciopero del personale dell'aeroporto Marco Polo a Tessera. Sentiamo Ilaria Marchiori o Anna Maria Parisi, forse, vediamo. La settimana prossima dai fly del Marco Polo di Tessera partirà l'esposta in procura per le pericolose condizioni sanitarie cui sono costretti a lavorare gli autisti del bus navetta che dai gate accompagnano i passeggeri direttamente all'aereo. Abbiamo dei mezzi che sono molto vecchi, obsoleti, dove c'è puzza di olio combusto e carburante all'interno della cabina. Tra l'altro sono... Perché? Perché non c'è manutenzione da anni, perché mancano le guarnizioni di chiusura dei vani che devono sigillare il motore, non ci sono, in molti finestrini non funzionano, ancora peggio ci sono sedili che sono ridotti alla sola struttura metallica. Tra le problematiche emerse nel corso dello sciopero di 24 ore allo scalo veneziano, del personale addetto ai varchi di sicurezza e degli handler pesantemente sotto organico, soffrono turni di lavoro massacranti, ferie non concesse, straordinario non pagato tra i tanti problemi. Già 7 dipendenti in fuga nel solo mese corrente, raccontano nel corso del presidio. A spanne 1 a 100, perché di passeggeri è sempre molto alto il volume. Noi dobbiamo mantenere delle tempistiche di velocità, ma al contempo dobbiamo mantenere uno standard qualitativo che deve essere molto alto. Siamo assoggettati a continui controlli, audit qualitativi, però di altra parte non abbiamo la possibilità di una formazione che sia continua e necessaria. Voli cancellati e ritardi su ritardi accumulati per ore, lo specchio di quanto è registrato al Marco Polo di Tessera fino alla mezzanotte di martedì 28 maggio. Per questo sciopero, che per i fly continuerà a oltranza, dicono, finché non troveranno una quadra anche con il prefetto. Tutte cose che possono solo portare benessere al lavoratore e lavorare meglio in un ambiente che sta diventando sempre peggio. Allora, tra poco dovremmo riuscire a collegarci con il nostro collega Christian Arboy da Zenzon, dove è stato trovato un ordigno inesploso. La zona è stata transennata, si parla di possibile evacuazione, ma intanto ci colleghiamo con Venezia, Giovanna Pastega, la nostra collega giornalista, che ha premiato, oggi sono stati premiati a Venezia gli studenti che hanno partecipato a un'idea per il futuro. Allora raccontaci tutto, Giovanna. Grazie Luigi. Allora, oggi grande premiazione, la prima di 3
del premio Un'idea per il futuro lanciato dall'Ateneo Veneto, un premio che ho ideato per fare in modo che i ragazzi possano realizzare le loro idee e possano concretizzarle. Sono arrivati progetti da tutto il Veneto, mi vedi, adesso sto cercando di inquadrarli con il vicepresidente dell'Ateneo Veneto e con il direttore dell'Istituto Minorile del Carcere Minorile di Treviso, perché il primo premio di questa concorso per le scuole superiori è andato ad un progetto che è di creazione di una biblioteca condivisa tra il minorile di Treviso e un istituto, un liceo classico di Venezia, il Marco Foscarini. Praticamente i ragazzi hanno creato una biblioteca fatta di libri, di poesie, di film, di romanzi che è da condividere e da costruire insieme, ma tantissimi sono stati i progetti arrivati da tutte le parti del Veneto, sono arrivati da Feltre, da Vicenza, da Padova, da Verona, insomma è stato un grande successo per dare concretezza alle idee. Tutti i progetti saranno inviati poi agli enti preposti, quindi dai comuni alla regione, alle vari istituti pubblici e privati per la loro realizzazione. E infatti in primis lo manderemo al minorile di Treviso, proprio questo progetto di cui ti dicevo, per la sua realizzazione. E naturalmente lo manderemo anche al ministro Nordio e lo manderemo al presidente della regione Luca Zaia, ma tantissimi altri progetti sono arrivati anche dall'università, dalle scuole elementari e dalle scuole medie. Guarda davvero Luigi, vedessi che ragazzi in gamba e quante idee hanno tirato fuori, e poi i progetti erano con tanto di budget, quindi con diciamo una struttura per essere realizzati concretamente. Grazie, complimenti, e vedremo magari di raccontare questi progetti, veniamo a vedere di cosa si tratta proprio nel dettaglio. Grazie, grazie molte, a presto, buon lavoro a Giovanna Passega. Grazie Luigi, grazie. Grazie, grazie. Più un paio di minuti, in regia ci sono Mattia Pizzaia e Italo Morao, state con noi, a tra poco. Il dramma delle botteghe, dei piccoli negozi, soprattutto quelli nei centri storici delle città che chiudono per vari motivi, la concorrenza dell'e-commerce, la concorrenza dei grandi centri commerciali, però non si arrendono gli esercenti e puntano su una maggiore diversificazione e su un'offerta di servizi dedicati alle persone più anziane. Il negozio di prossimità garantisce con la propria vetrina, con la cura del proprio spazio, garantisce illuminazione, cura, presidio. Il futuro dei negozi sarà nel servizio alla comunità più che all'esclusività del prodotto. È una delle indicazioni della mattinata organizzata dalla Confcommercio Trevigiana a Santa Caterina, perché, hanno sottolineato i relatori, il punto di forza nei centri storici come nei paesi è la presenza fisica del negoziante, che però deve intercettare i bisogni della comunità intorno più che competere con le piattaforme virtuali e il commercio digitale. Ecco perché, secondo la presidente dei negozianti, bisognerà sempre di più ampliare l'offerta compatibilmente con la propria professionalità. Sempre di più i confini sono un po' offuscati, per cui non mangio solo in cucina, ma posso mangiare anche in un negozio che vende dei prodotti alimentari, ma anche no, posso cercare di mescolare i negozi che vendono abbigliamento sportivo anche con prodotti per la cura dell'animale domestico, che possa essere il cane o il gatto, e viceversa. Quindi ci sono dei confini che, come nella nostra vita che diventa sempre più smart, si traducono anche in piccoli cambiamenti importanti anche nel negozio fisico. Questo soprattutto guardando all'invecchiamento della popolazione e a famiglie sempre più monocomponenti, con problemi sempre crescenti di mobilità e contemporaneamente esigenze specifiche legate alla longevità. Sono tutti elementi che abbiamo potuto ben apprezzare, per esempio nel periodo della pandemia, ma che sicuramente sono e saranno sempre più determinanti nella valorizzazione del centro cittadino e anche delle periferie dei piccoli paesi.
7 defibrillatori sono stati donati alla Polizia di Padova attraverso il progetto Piccolo Principe della Fondazione Ometto. Una donazione nel ricordo di Carlo Alberto Conte, del suo sorriso che si è spento prematuramente a soli 12 anni durante una corsa campestre nel Trevigiano. Sono stati donati alla Polizia di Padova dalla Fondazione Ometto con il progetto Piccolo Principe 7 defibrillatori. Da oggi tutte le forze dell'ordine, della polizia, avranno il defibrillatore collegato con il 118 del SUEM, per cui il dottor Paoli ha già mappato questi defibrillatori in modo tale che siano collegati col centro di emergenza. Oltre a questo ci sarà anche una manutenzione che sarà direttamente seguita dalla nostra fondazione. Questo perché? Perché i dispositivi mobili andranno poi aggiunti ad altri dispositivi, diciamo, fissi, che metteremo in tutta la città di Padova. Dopo la scomparsa del piccolo atleta delle Fiamme Oro, avvenuta nel gennaio del 2022, la Fondazione Ometto si occupa della prevenzione degli arresti cardiaci, specie nei bambini, e così ha deciso di donare 7 defibrillatori che vengono messi a disposizione anche delle pattuglie della Polizia Stradale, oltre che al gruppo sportivo Fiamme Oro e al secondo reparto mobile di Padova. Abbiamo formato tutti e 90 gli agenti del comparto volanti, grazie anche all'azienda ospedaliera, proprio con corsi di primo intervento, di anche utilizzo del BLSD, praticamente del defibrillatore semi-automatico, in maniera tale che nell'ambito dell'attività d'istituto, laddove ci dovesse essere necessità, gli agenti sono in grado già di intervenire nell'immediatezza, questo sicuramente salvando vite umane. La tempestività dell'intervento in caso di arresto cardiaco aumenta la possibilità di sopravvivenza delle persone colpite da questo evento improvviso, come spiega il noto cardiochirurgo padovano Gino Gerosa. Strumenti come questi sono fondamentali, ma oltre agli strumenti la cultura e quindi la formazione, e dunque ecco perché informare diventa importantissimo sulla comunità, sulle persone che possono assistere ad un arresto cardiaco, però sanno che hanno anche la strumentazione adeguata per far fronte a queste emergenze, e i defibrillatori disseminati sulla città e distribuiti anche tra le forze dell'ordine hanno esattamente questo ruolo. A Bassano del Grappa continua la battaglia dei cittadini del quartiere di San Vito contro il progetto di un'ecopiazzola al centro del quartiere. Sentiamo Sharon Di Carlo. Una battaglia per difendere l'unica area verde di un quartiere, una resistenza a suon di firme per esercitare il diritto di 6.000 cittadini. Non si fermano i residenti del quartiere San Vito dopo che la delibera comunale ha dato il via libera alla realizzazione di un'ecopiazzola in un'area verde nel bel mezzo del centro abitato. Un'ennesima raccolta e consegna firme per dire no all'area ecologica. Che cosa succede oggi allora? Oggi succede che abbiamo raccolto 17 fogli di firme e facciamo la terza infornata, la terza protocollata al comune. Ogni settimana noi veniamo all'ufficio protocollo, settimana circa, e consegniamo una raccolta firme. Continueremo ad oltranza fino a che qualcuno non farà o una delibera di annullamento della delibera precedente o una delibera di vincolo dell'ecopiazzola, o ci garantirà che l'ecopiazzola rimane area verde o ci garantirà che l'area verde non verrà spostata. Andiamo a consegnarle? Pronti? Andiamo. Sono più di 300 le firme raccolte dai residenti in queste settimane e consegnate all'ufficio protocollo del municipio. Buongiorno. Ci siamo già visti una settimana fa. Che succede? È chiuso? No, allora io non gliele ho pizzate questa volta e sono altre 202 firme oltre a quelle già presentate in passato. Residenti preoccupati dal fatto che un'ecopiazzola porterebbe all'eliminazione della raccolta rifiuti porta a porta, fondamentale per le tante persone anziane che risiedono nel rione, ma non solo, timore anche per la svalutazione degli immobili, ma soprattutto per un'area verde che andrebbe a scomparire. Consegnate le firme, un nuovo passo in avanti questo? Sì, un nuovo passo in avanti. Noi continueremo a raccogliere le firme che sistematicamente ci telefonano, perché noi non facciamo altro che porta a porta mettere i bigliettini, quindi ci telefonano sempre, noi andiamo a raccogliere le firme, ma non per chiedere qualcosa, ma per difendere i nostri diritti. Guardiamoci bene, difendere i nostri diritti, cioè quelli dell'igiene,
dello spazio verde, perché l'unico spazio verde che abbiamo intorno nel quartiere è intorno a una zona residenziale dove ci sono tanti bambini, tante persone, tante famiglie, e quindi non è giusto assolutamente, cioè non è razionale, stiamo difendendo i nostri diritti. È la settimana sulla sensibilizzazione della sclerosi, per la sclerosi multipla. Sono 2000 i vicentini che convivono con la malattia dai tratti spesso sconosciuti e non visibili. Un'esposizione fotografica itinerante ospitata alla loggia del Capitaniato ne mette in luce i sintomi. Sentiamo Luisa Bertini. Il braccio come un pezzo di ghiaccio, la lingua intrecciata, la testa in fiamme, la stanchezza che costringe a stare a letto, aghi che pungono dalla vita in giù, la memoria che svanisce facendo sentire la persona come un albero in balia del vento. Sono alcuni dei sintomi invalidanti della sclerosi multipla, malattia neurologica dai sintomi invisibili che vengono colti e ritratti in 10 pannelli riferiti a 10 storie, in un'esposizione ospitata alla loggia del Capitaniato, volta a sensibilizzare sul tema e sui numeri. Solo nel Vicentino si contano circa 2000 persone malate di SM. La sclerosi multipla ci sono circa 140.000 casi in Italia, una diagnosi ogni 3 ore purtroppo. Il valore è sempre, intanto è molto femminile, colpisce più le donne che gli uomini, la statistica dice 2 a 1, cioè 2 donne, 1 uomo, fascia d'età dai 20 ai 40 anni circa, anche se la ricerca ci ha fatto riconoscere che ci sono già dei numeri del 5% con la sclerosi multipla pediatrica. Immagini che hanno l'obiettivo di svelare e comunicare gli stati d'animo appunto nascosti di chi soffre della malattia. Per far capire alle persone l'importanza che ha avvicinarsi al nostro mondo perché per sorreggerci, aiutarci a combattere per la ricerca, per trovare una cura per la sclerosi multipla, perché una cura non c'è. Ci sono molte terapie che rallentano la patologia, ma non ci sono cure. Cioè, il mondo libero della sclerosi multipla per noi è ancora un sogno. E il 30 maggio, in occasione della giornata mondiale della sclerosi multipla, la loggia del Capitaniato sarà illuminata di rosso. Malattie di cui parlava adesso Luisa Bertini che si possono prevenire in qualche modo. La scienza ha fatto con la medicina molti passi in avanti. Chiudiamo qui questa edizione di Focus TG, ci vediamo stasera alle 21:15 con Focus, ovviamente la grande attualità soprattutto in vista delle elezioni dell'8 e del 9 giugno. Grazie e buona giornata.